Buonasera a tutti, sono Ferdinando Gottardo di Edicom Edizioni. Vi do il benvenuto a questo webinar che, come vedete dal titolo della slide, è dedicato al progettare le murature con il Lecablocco Bioclima Zero. Il webinar di oggi fa parte di un ciclo di webinar che abbiamo organizzato insieme all'Eca Laterlite e che trattano un po' i vari aspetti della costruzione. Abbiamo trattato lo scorso giovedì quello dei massetti e dei sottofondi. Oggi proseguiamo parlando di muratura ad alto risparmio energetico come il Lecablocco Bioclima Zero. Avremo un ulteriore appuntamento giovedì prossimo, ma continuerà anche nelle prossime settimane. Giovedì prossimo, in particolare, il 1° ottobre, parleremo di micro calcestruzzi e come sempre l'appuntamento sarà a partire dalle 17. Se volete già iscrivervi potete consultare il nostro calendario, magari vi posto il link per vedere anche i prossimi appuntamenti. Comunque sul sito edicomeventi.com trovate il calendario completo dei webinar. Come sempre vi ricordo che potete porre in qualsiasi momento domande ai nostri relatori. Io vedrò di raccoglierle man mano e sottoporle sia durante che alla fine del webinar. A conclusione del webinar, entro un giorno o due, riceverete anche le slide presentate oggi. Sarà sufficiente che scarichiate la mail, controllate la vostra mail e riceverete il link da cui scaricarle. Benissimo. Vi presento i nostri due relatori, sono Sabrina Capra e Graziano Guerrato, entrambi tecnici di Leca Laterlite. Vedo che c'è ormai un numero, attendiamo praticamente ancora un po' di persone, ma direi che non facciamo attendere ulteriormente però chi già c'è. Saluto tutti quelli che ci stanno mandando i saluti d'inizio. Vedo già qualche richiesta, gireremo le richieste anche di materiale, resto ai tecnici collegati e anche all'ufficio di Leca Laterlite. Vedo che qualcuno ci richiede del materiale tecnico e altro, vi segnaleremo l'indirizzo mail direttamente in maniera che possiate ricevere anche questo. Benissimo, grazie a tutti dei saluti e vi auguro un buon webinar e lascio la parola a Graziano Guerrato che inizierà con la prima parte per poi, mentre la seconda sarà tenuta da Sabrina Capra. Prego Graziano, entriamo nel vivo. Grazie Ferdinando. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti voi. L'argomento di cui parleremo in questa ora di formazione tecnica, come diceva poco fa Ferdinando, riguarda il tema del risparmio energetico, in particolar modo applicato agli elementi di involucro opaco, quindi in particolar modo alle pareti perimetrali. Ora, di cosa parleremo durante questo incontro? Parleremo partendo dalla normativa ad oggi vigente, vale a dire dai decreti del 26 giugno 2015 e in particolar modo evidenziando gli aspetti contenuti nel decreto requisiti minimi, evidenzieremo appunto quelle che sono le prestazioni richieste, all'involucro opaco. E di queste prestazioni andremo in particolar modo a evidenziare sia quelle legate al tema del raffrescamento estivo, piuttosto che quelle legate al tema del riscaldamento invernale, vale a dire in particolar modo evidenzieremo i temi legati all'inerzia termica estiva dell'involucro e cercheremo di evidenziare l'importanza di una corretta analisi di quelli che sono i ponti termici all'interno appunto degli elementi di involucro. Nella seconda parte del webinar la collega Sabrina Capra vi illustrerà invece sistemi e soluzioni per l'isolamento termico dell'involucro, in particolar modo con riferimento al sistema costruttivo Bioclima Zero, fornendo anche indicazioni progettuali. Ora, qual è il punto di partenza di questo incontro? Il punto di partenza è una normativa che sappiamo essere nata nel nostro paese a metà degli anni 70 con la legge 373, sappiamo aver avuto evoluzioni fino ad arrivare alla normativa precedente emanata nel 2005-2007, quindi i decreti 192 e 311.
Ora, al di là delle prestazioni, caratteristiche e metodi di calcolo, cosa accomunava tutte queste tre normative che vediamo raggruppate in questa diapositiva? Ecco, quello che li accomunava è che di fatto parlavamo di efficienza energetica nei nostri edifici, ma in realtà ci occupavamo unicamente dell'efficienza energetica appunto dell'edificio legata al tema del riscaldamento invernale. Vale a dire, andavamo a classificare i nostri edifici unicamente in base a questo parametro. Ora, come sappiamo, la novità introdotta sulla scorta delle normative europee, delle direttive europee, con i decreti del 2015, è che di fatto andiamo oggi a valutare l'efficienza energetica dei nostri edifici non unicamente rispetto al parametro del riscaldamento invernale, ma considerando nella globalità tutte le occasioni di disperdimenti energetici dell'edificio stesso. Ora, questo fatto viene rappresentato già in prima battuta nella definizione di edificio energia quasi zero, che sappiamo essere il concetto, l'obiettivo che la normativa del 2015 sulla scorta delle direttive europee si è dato. E nella definizione di edificio energia quasi zero, al di là delle prestazioni dell'utilizzo di fonti rinnovabili e quant'altro, vediamo evidenziata in questa diapositiva quella che è il cuore di questa normativa. L'edificio energia quasi zero vale a dire ciò che noi andiamo a valutare nell'analisi dell'efficienza energetica del nostro edificio sono i consumi energetici per il riscaldamento invernale, ma non ci fermiamo qui. L'analisi comprende anche il tema del raffrescamento estivo, della ventilazione, chiaramente per edifici dotati di ventilazione meccanica forzata, della produzione dell'acqua calda sanitaria e dell'illuminazione, fino ad arrivare ai consumi energetici legati alla presenza di ascensori. Quindi, come vediamo all'interno di questa stessa definizione, andiamo a valutare il nostro edificio nell'interezza della sua prestazione, quindi valutando tutte le occasioni di disperdimenti e di perdite di efficienza energetica. Tornando al nostro tema legato all'involucro verticale opaco, andiamo a evidenziare quelle che sono, chiaramente all'interno degli ambiti in cui concorre la prestazione della parete, andiamo a evidenziare quelli che sono gli aspetti più innovativi introdotti dai decreti del 2015. Ora, sicuramente l'aspetto più innovativo per quanto riguarda gli elementi di involucro è quello legato al tema del raffrescamento estivo, non fosse altro che è la prima volta che una normativa tecnica nel nostro paese e all'interno della comunità europea affronta questo tema. Per quale ragione il tema del raffrescamento energetico degli edifici e dei consumi ad esso connessi ha assunto importanza all'interno della normativa europea? Ovviamente noi italiani siamo abituati, come gli altri paesi del sud Europa, ad avere estati particolarmente calde, a cui conseguono ovviamente elevati consumi di energia, in particolar modo elettrica, per far funzionare i condizionatori, mantenendo il comfort abitativo. Pur tuttavia, e lo vediamo in questo articolo tratto da una rivista di settore anche di alcuni anni fa, del 2013, il tema del raffrescamento estivo degli edifici non riguarda solo i paesi del sud Europa, ma riguarda in particolar modo, come racconta questo articolo, anche i paesi del nord Europa e in particolar modo il Regno Unito. Leggiamo brevemente alcuni passaggi partendo dal titolo: nel Regno Unito case surriscaldate per il troppo isolamento. Quindi vediamo che questo tema non si limita appunto a una parte meridionale del nostro continente, ma riguarda anche la parte settentrionale e la parte nord. Leggiamo alcuni passaggi qui evidenziati. L'efficienza energetica. Il tema dell'efficienza energetica si è più che altro concentrato sulla riduzione del consumo di energia e delle emissioni CO2 durante la stagione invernale. E questo nel Regno Unito come nel nostro paese, visto che le normative precedenti di quello parlavano. Tuttavia sono sempre più frequenti anche nel Regno Unito le cosiddette ondate di calore estive, ma la maggior parte delle pianificazioni di retrofit energetiche elaborate dai progettisti sembrano non tenerne conto, perché, ribadiamo, in precedenza a livello perlomeno cogente normativo non se ne parlava. Quindi scopriamo in questo passaggio che anche
all'interno dei paesi del nord Europa il fenomeno delle ondate di calore estive si è manifestato. Ma il secondo passaggio è ancora più interessante perché ci racconta una cosa in più ed recita: il surriscaldamento viene spesso trascurato nelle abitazioni e ci si preoccupa solo di rendere ermetica o isolata la propria abitazione per il freddo invernale. Ora, questo è uno spunto che ci dovrebbe far riflettere, nel senso che quello che è stato il nostro modo di costruire, come si è modificato nel corso degli anni fino ad arrivare agli anni precedenti all'emanazione di questa nuova normativa, ci ha portato a aumentare le prestazioni di efficienza energetica degli elementi di involucro, vale a dire utilizzare elementi più isolanti. Di fatto abbiamo fatto quello che normalmente facciamo su noi stessi: quando arriva la stagione invernale, inizia a far freddo, mettiamo il cappotto. Ecco, di fatto, e lo sappiamo, anche i nostri edifici sono stati dotati di un cappotto, il quale permette all'edificio stesso di disperdere poco calore nel periodo invernale. Tuttavia, quella che è la differenza tra quella che è la nostra abitudine e il comportamento di un edificio è che in estate o anche in primavera, quando cominciano a fare i primi caldi, noi stessi il nostro cappotto lo togliamo e indossiamo indumenti più leggeri. Quello che non può capitare invece al nostro edificio, in quanto il nostro edificio è dotato di un cappotto che lo isola molto bene in inverno, pur tuttavia quando inizia a fare più caldo o troppo caldo il nostro edificio il cappotto non lo può togliere. E questo fatto può portare a fenomeni anche di surriscaldamento interno dell'edificio, legato al fatto che c'è un isolamento termico tale da impedire al calore che è entrato all'interno dell'edificio stesso di uscire attraverso le pareti piuttosto che i serramenti. Quindi questo fatto porta a un surplus di consumi energetici estivi legati al raffrescamento energetico dovuto al fatto che abbiamo iperisolato il nostro edificio. Chiaramente la normativa ha introdotto dei parametri che permettono di analizzare e risolvere queste situazioni, nel senso che di fatto noi abbiamo realizzato appunto questo cappotto sull'involucro dei nostri edifici, dimenticandoci che questo cappotto poi deve funzionare anche bene in periodo estivo. Quindi il legislatore a livello europeo ha introdotto un nuovo parametro che si chiama trasmittanza termica periodica, che è sostanzialmente un parametro che valuta il flusso di calore che nel periodo estivo entra all'interno dell'edificio stesso. Quindi questo è un parametro, leggiamo già il nome, trasmittanza termica, ci dice che è chiaramente analogo a quella che è la trasmittanza termica U che valutiamo in periodo invernale per definire il livello di isolamento termico delle pareti, ed è un parametro che è tanto più basso quanto più la parete impedisce al calore dall'esterno di entrare all'interno dell'edificio. Qual è il parametro di trasmittanza termica periodica massimo previsto da normativa per le pareti esterne? Orbene, questo parametro, che è rappresentato da questa sigla YIE, deve essere non superiore a 0,10 watt a metro quadro Kelvin. Questo è il valore massimo definito da normativa, il valore massimo che in realtà, come dire, facciamo un po' fatica a valutare in termini di severità, semplicemente perché fino all'altro ieri non ne abbiamo mai sentito parlare. Ora, per chiarirne l'entità, lo applichiamo a delle pareti tradizionali, valutandone appunto le prestazioni invernali, quindi la trasmittanza termica, la U, e poi estive. Prendiamo due esempi agli antipodi. Prendiamo in questo primo caso una doppia parete leggera realizzata in laterizi forati, con interposto all'interno un pannello isolante da circa 10 cm di spessore. Ora, questa parete ha un discreto valore di trasmittanza termica invernale, quindi ha una U di 0,34 watt a metro quadro Kelvin, e a questa prestazione invernale discreta si abbina però una massa superficiale, cioè un effetto massivo abbastanza contenuto, in quanto abbiamo una parete che ha un peso di circa 100 kg, 150 kg a metro quadro, esclusi gli intonaci. Ora vediamo, partendo dalle prestazioni invernali e dalla massa di questa parete, andiamo ad valutare quelle che sono le prestazioni classiche di inerzia termica, perché di fatto il parametro di trasmittanza termica periodica
nulla fa che andare a valutare l'inerzia termica della parete stessa. Ora, parlando di questa parete in termini estivi, valutando l'inerzia termica in modo tradizionale, come abbiamo fatto nei decenni passati, vediamo che questa parete, a causa della sua leggerezza, è caratterizzata da un fattore di attenuazione o di smorzamento di 0,47, quindi all'interno dell'edificio entra il 47% della quota parte di calore incidente sul lato esterno, e c'è uno sfasamento, vale a dire un ritardo con cui il picco di calore dall'esterno si propaga fino all'interno dell'edificio, pari a 8 ore. Ora, questi due parametri, diciamo qualitativi, perché essi stessi non riusciamo a utilizzarli in un software per fare dei calcoli di consumi energetici per il raffrescamento estivo, li valutiamo in maniera qualitativa riferendoci a una tabella contenuta in un decreto del 2009 che era il decreto sulla classificazione energetica nazionale degli edifici. Ora, questo decreto, di fatto sconosciuto e non applicato in virtù delle varie legislazioni regionali avvenute e susseguitesi con la normativa precedente, ci fornisce una valutazione qualitativa della prestazione di inerzia termica delle nostre pareti in funzione appunto dei parametri di sfasamento e smorzamento che abbiamo visto poco fa. E prevede questa tabella 5 classi prestazionali, dalla migliore chiamata ottima alla peggiore classificata come cattiva. Abbiamo visto e ci ricordiamo le prestazioni di smorzamento e sfasamento relative a questa doppia parete leggera, quindi abbiamo uno smorzamento di 0,47, uno sfasamento di 8 ore, i quali inseriti in questa tabella di classificazione qualitativa ci riporta a un valore appunto di smorzamento, di sfasamento di 8 ore, smorzamento 0,47, siamo esattamente qua in mezzo, per cui possiamo dire che questa parete leggera ha una classe prestazionale ai fini dell'inerzia termica e del comportamento estivo della parete solo mediocre. Okay? Quindi non è una parete con prestazioni particolarmente elevate, anzi al contrario è una parete solo mediocre. Abbiamo visto l'esempio di una parete leggera, vediamo l'esempio di una parete invece massiva. Questa è una parete realizzata con un blocco energia espansa che si chiama Bioclima ed ha uno spessore di 38 cm e come vediamo dalla tabella, questa parete è caratterizzata da un parametro invernale, quindi da una trasmittanza termica pari a 0,40 watt a metro quadro Kelvin. Quindi un valore abbastanza discreto, ma in ogni caso superiore rispetto al parametro che abbiamo visto poco fa per la doppia parete, che era pari, ricordiamo, a 0,34 watt a metro quadro Kelvin. Pur tuttavia questa parete ha una elevatissima massa superficiale pari a 300 kg a metro quadro, quindi il doppio rispetto alla parete che abbiamo visto poco fa. Quindi per effetto di questa elevata massa superficiale vediamo quelle che sono le prestazioni di inerzia termica classiche proprie di questa parete. E vediamo che questa parete ha uno smorzamento di 0,062, prima eravamo a 0,47, e uno sfasamento di circa 18 ore, quindi oltre 10 ore in più rispetto alla parete precedente. Prendiamo questi parametri e inseriamoli nella tabella di classificazione qualitativa vista poco fa e vediamo sfasamento 18 ore, smorzamento 0,062, quindi questa parete massiva ha una classe prestazionale ottima ai fini del comportamento estivo e dell'inerzia termica. Ora, cosa ci racconta questo confronto? Sicuramente non ci racconta quale delle due sia la soluzione del 2020 per realizzare pareti ad elevata efficienza energetica invernale ed estiva. Però ci racconta come la prestazione estiva della parete non è direttamente correlabile alla sua prestazione invernale, vale a dire della parete occorre valutare in maniera attenta sia le prestazioni invernali, vale a dire la trasmittanza termica U, che le prestazioni estive, vale a dire i parametri di sfasamento smorzamento, o come vedremo nella diapositiva successiva, il parametro di trasmittanza termica periodica. Ora, da questa valutazione qualitativa passiamo a livello quantitativo a dare il numero, ok? Quindi la prestazione di trasmittanza termica periodica propria della parete leggera mediocre e propria invece della parete massiva ottima ai fini dell'inerzia termica. E vediamo che la parete leggera ha una classe qualitativa mediocre ai fini dell'inerzia termica, il parametro di trasmittanza termica periodica è pari a 0,16 watt a metro quadro Kelvin. Ci ricordiamo che il valore massimo
previsto dalla normativa è di 0,10, quindi questa parete mediocre ha un parametro di trasmittanza termica periodica che è il 60% più alto rispetto al valore massimo ammissibile per normativa. Quindi il valore quantitativo ha confermato il giudizio qualitativo. Passiamo sulla destra della diapositiva e vediamo che la parete massiva aveva una classe qualitativa ottima, e a questa classe qualitativa ottima corrisponde una trasmittanza termica periodica pari a 0,025 watt a metro quadro Kelvin. Quindi abbiamo, rispetto al parametro di legge, il 75% in meno di trasmittanza termica periodica rispetto al valore massimo. Parete leggera, prestazione mediocre, valore YE superiore del 60% rispetto ai limiti di norma. Parete massiva, prestazione ottima, trasmittanza termica periodica inferiore del 75% rispetto ai valori di legge. Chiaramente, come dicevo poco fa, né la soluzione leggera né quella massiva vanno bene oggi per dare soluzioni efficienti per il raffrescamento e il riscaldamento dell'edificio. Ci sono delle soluzioni ovviamente più moderne, tra virgolette, le quali permettono di ottenere entrambe le prestazioni. Ora, a titolo di esempio, in questa diapositiva vediamo uno dei materiali dei blocchi chiamati Bioclima Zero, di cui parlerà nel seguito la collega Sabrina Capra, il più prestazionale, che è il Bioclima Zero 18P, che è costituito da una parte interna anche portante e fonisolante di spessore 25 cm, un pannello da 14 cm circa di polistirene grafitato di Neopor e una tabella esterna sempre in becca da 6 cm esterna. Ora, questa composizione di questo materiale permette di avere una trasmittanza termica periodica, una trasmittanza termica, una U pari a 0,18 watt a metro quadro Kelvin, come recita anche il nome del manufatto, però questa elevata prestazione invernale abbinata a un valore molto elevato di massa superficiale, oltre 300 kg a metro quadro di massa esclusi in tonaci. L'effetto di queste due prestazioni permettono di avere uno smorzamento, quindi parametri di inerzia termica di 0,052 e uno sfasamento di 17 ore, ma arrivando in fondo alla prestazione di trasmittanza termica periodica abbiamo un parametro che è pari a 0,01 watt a metro quadro Kelvin, quindi è un decimo rispetto al valore massimo previsto da normativa. Quindi con soluzioni di questo tipo, più moderne e pensate per risolvere i problemi sia per il riscaldamento che per il raffrescamento degli edifici, riusciamo a ottenere delle prestazioni molto elevate in entrambe queste condizioni. Detto ciò, passo a concludere il mio intervento parlando invece degli aspetti in cui l'involucro verticale opaco concorre ai fini del riscaldamento invernale degli edifici. In questo ambito, questa è la tabella contenuta all'interno del decreto requisiti minimi del 2015, che fornisce i valori di trasmittanza termica di U indicative in funzione delle varie zone climatiche. Non commento questa tabella perché i valori in essa riportati, seppur lievemente inferiori in termini numerici rispetto a quelli previsti dalla normativa precedente, non sono essi stessi la novità di questa norma. La novità di questa norma è legata al fatto che tutti questi valori, al di là del numero che li rappresenta, sono comprensivi dell'effetto dei ponti termici. Quindi questi valori non sono il valore di trasmittanza termica proprio del muro, ma è un valore di trasmittanza termica che è corretto per considerare il peggioramento delle perdite energetiche dell'involucro attraverso i ponti termici. Ora, questi parametri, questi ponti termici, vengono valutati attraverso un parametro che è una trasmittanza termica lineica rappresentata da una sigla Psi, trasmittanza termica lineica che non è nient'altro che il flusso disperdente attraverso questi ponti termici lineare, quindi dovuto per esempio in questa diapositiva vediamo un ponte termico riferito ad un angolo tra due pareti. Ora, la novità riguardo i ponti termici introdotti da normativa è che in passato i ponti termici venivano valutati in maniera forfettaria, quindi in funzione della tipologia di isolamento a cappotto, cassetta, presenza di balconi e quant'altro, in maniera forfettaria si attribuiva un peggioramento
lieve in termini percentuali, tutto sommato, ai disperdimenti globali dell'edificio. Ora, con la nuova normativa invece questa valutazione forfettaria non si può più fare, occorre valutare uno per uno tutti i ponti termici previsti o che presenti all'interno dell'edificio. E questo fattore dovuto ai ponti termici chiaramente può portare a un incremento dei disperdimenti energetici, quindi a un peggioramento della prestazione energetica dell'edificio, nel caso ovviamente in cui questi ponti termici non siano trattati in maniera adeguata. Ora, l'entità di questo peggioramento può arrivare a dei valori veramente importanti. Ora, a titolo di esempio, prendiamo un caso pratico, come abbiamo fatto anche prima riferendoci al tema dell'inerzia termica, quindi prendiamo questo edificio, consideriamo il piano intermedio fatto in questo modo e riferendoci all'involucro verticale vediamo la nostra parete con i pilastri posti negli angoli, pilastri in muratura corrente, e sappiamo che in corrispondenza del cordolo di solaio ci sarà una correzione del ponte termico. Quindi prendiamo questa planimetria, consideriamo solo 3 tipologie di ponti termici, quindi angolo, pilastro in muratura corrente e cordolo di solaio, e in base a questi soli 3 ponti termici, quindi facendo questa che è comunque una valutazione parziale, andiamo ad attribuire quello che è il peggioramento percentuale alla nostra trasmittanza, comprensiva appunto dell'effetto di questi ponti termici. E consideriamo per far ciò 3 tipologie di pareti esterne di correzione dei ponti termici. La prima tipologia di parete è esattamente quella che abbiamo visto poco fa parlando di inerzia termica, quindi una doppia parete leggera in laterizio forato da 12 all'esterno e da 10 e da 8 all'interno, un pannello isolante da 8 cm in intercapedine e un intercapedine d'aria di circa 2 cm. Ora, questa parete ha le prestazioni che vediamo e le caratteristiche che vediamo nella descrizione sulla destra, ma questa parete va a tamponare una struttura in cemento armato di spessore 30 cm. Quindi di fatto questa parete va in spessore rispetto alle strutture, per cui di fatto qui non abbiamo correzione dei ponti termici, perché appunto davanti a questo pilastro e parimenti, davanti per esempio ai cordoli di solaio, la correzione dei ponti termici sarà non fatta e realizzata solo con un intonaco. Altro caso, qua abbiamo la stessa parete vista poco fa con lo stesso pacchetto, lo stesso valore di trasmittanza di 0,34 watt a metro quadro Kelvin. Purtuttavia in questo caso siamo un po' più fortunati perché abbiamo ridotto la dimensione del pilastro, che è diventato da 30 x 30 a una dimensione di 25 x 25 cm, e sulla testa del pilastro abbiamo riempito con 5 cm di isolante in polistirene espanso tradizionale bianco appunto questo spazio libero, e parimenti abbiamo fatto quel cordolo di solaio. Quindi abbiamo messo una correzione del ponte termico, diciamo tradizionale, come si faceva e in qualche zona magari si fa ancora tutt'oggi. Ultima tipologia di parete, qua abbiamo migliorato la prestazione della parete, perché anziché usare 8 cm di polistirene espanso tradizionale e più 2 cm d'aria, abbiamo messo 10 cm di neopor, quindi polistirene graffitato in intercapedine, per cui la trasmittanza termica della parete da 0,34 è scesa a 0,25 watt a metro quadro Kelvin, e parimenti davanti al pilastro e al cordolo di solaio abbiamo messo, anziché 5 cm di polistirene, 5 cm di un isolante di poliuretano con un lambda migliore, più basso. Vediamo brevemente quali valori dei coefficienti di trasmittanza termica lineica, quindi gli psi, coefficienti di ponte termico, troviamo per queste 3 tipologie di pareti e di correzioni del ponte termico. Primo caso, sapevamo che andavamo incontro a brutte sorprese perché non avevamo corretto i ponti termici, per cui vediamo il valore di trasmittanza termica della parete che è di 0,34 watt a metro quadro Kelvin, e vediamo i valori coefficienti di ponte termico riferiti a pilastro, angolo con pilastro e cordolo di solaio. Ora, per semplicità, per evidenziare quanto siano pesanti questi valori, ci riferiamo in particolar modo al coefficiente di ponte termico, lo psi, alla trasmittanza termica lineica riferita al pilastro. Ora, cosa vediamo guardando l'unità di misura
della trasmittanza e della trasmittanza termica lineica, che se moltiplichiamo la U, la trasmittanza, per 1 metro quadro e moltiplichiamo il coefficiente di ponte termico per 1 metro di lunghezza, otteniamo due valori perfettamente confrontabili. Per cui, facendo questo giochino, vediamo che 1 metro lineare di pilastro, quindi se moltiplichiamo per 1 questo psi, otteniamo un valore di dispersione termica che è pari a a quello che si realizza con quasi 3 metri quadri di parete. Quindi un pilastro alto 1 metro disperde quanto quasi 3 metri quadri di parete in più. Ok? Questo è un confronto numerico che ci mostra quanto calore disperdiamo attraverso questo ponte termico non corretto. Questo era un esercizio o una provocazione, vediamo invece gli esempi successivi che sono diciamo più tecnicamente sicuramente corretti. E vediamo il secondo caso in cui abbiamo mantenuto la stessa parete con la stessa trasmittanza, abbiamo corretto il ponte termico del pilastro e cordolo di solaio con un pannello in polistirene da 5 cm. Anche in questo caso confrontiamo il valore di trasmittanza termica di 0,34 col coefficiente di ponte termico che è 0,37 watt a metro Kelvin. E anche in questo caso vediamo che un pilastro alto 1 metro disperde quanto 1 metro quadro di parete praticamente. Però 1 metro quadro di parete in più, ok? Quindi ogni pilastro alto 1 metro è come avere un incremento di superficie disperdente di 1 metro quadro, quindi è un'entità decisamente importante. Ultimo caso, siamo andati a ottimizzare tutto quello che potevamo ottimizzare limitatamente a questa tecnologia di correzione dei ponti termici, ok? Quindi abbiamo migliorato la prestazione della parete, abbiamo fatto scendere la trasmittanza a 0,25 watt a metro quadro Kelvin, abbiamo migliorato la correzione del ponte termico perché abbiamo messo un pannello più performante. Ora, in questo caso vediamo trasmittanza termica 0,25, coefficiente di ponte termico del pilastro 0,39, per cui anche in questo caso 1 metro lineare di pilastro disperde come 1 metro quadro e mezzo di parete in più. Quindi abbiamo migliorato la parete, abbiamo migliorato la correzione del ponte termico, ma non abbiamo cambiato la tecnologia di correzione del ponte termico, e il risultato è che l'effetto di questo miglioramento di fatto non si vede. Ora, questo è un esempio in cui abbiamo confrontato la trasmittanza termica con i valori di coefficiente di ponte termico con le trasmittanze termiche lineiche. In questa tabella invece abbiamo riportato i valori confrontando i valori di trasmittanza termica della parete 0,34, 0,34 e 0,25 con i valori di trasmittanza termica di queste tre tipologie di parete di correzione di ponte termico, dando un valore di trasmittanza termica comprensiva del ponte termico, dell'effetto dei ponti termici. Quindi nel primo caso sapevamo che non c'era correzione, quindi ci aspettavamo un disastro che si realizza, tant'è vero che da una trasmittanza termica a parete corrente di 0,34, comprendendo l'effetto dei ponti termici, saliamo a 0,65 watt a metro quadro Kelvin con un incremento di oltre il 90%. Nel secondo caso abbiamo fatto una correzione tradizionale dei ponti termici, pur tuttavia da 0,34 siamo saliti a 0,48 watt a metro quadro Kelvin, con un incremento della trasmittanza per effetto dei ponti termici di oltre il 40%. Nell'ultimo caso, come detto, abbiamo migliorato tutto quello che potevamo migliorare di questa parete, mantenendo questa tecnologia di correzione dei ponti termici, ma il risultato è che da un valore di partenza, trasmittanza termica di muratura corrente di 0,25, comprendendo l'effetto dei ponti termici, siamo saliti a oltre 0,40 watt a metro quadro Kelvin, con un incremento percentuale di circa il 60%. Qual è la considerazione? Che il miglioramento vero in termini di correzione dei ponti termici non è ottimizzare soluzioni che non sono così performanti, ma è scegliere tipologie e tecnologie che intrinsecamente permettano di correggere appunto l'effetto di questi ponti termici. Ci riferiamo a titolo di esempio al materiale di cui abbiamo parlato poco fa, parlando appunto di inerzia termica, quindi l'ecablocco bioclima 018P, e in questo caso ne evidenziamo le prestazioni in termini di
correzione dei ponti termici. Dicevamo poco fa, descrivevamo brevemente come era fatto il blocco. Ora in questa diapositiva vediamo una correzione di un ponte termico di un pilastro con bioclima 018P e vediamo che questo pilastro viene interamente rivestito con il pannello isolante in neopor in polistirene grafitato, quindi di fatto si va a realizzare una correzione del ponte termico tipico di una tecnologia di isolamento a cappotto, quindi che sappiamo essere quella più prestazionale per la risoluzione di queste problematiche. Ora, l'effetto di questa tecnologia di correzione dei ponti termici isolando dall'esterno porta ad avere, per i 3 ponti termici che abbiamo visto poco fa, quindi pilastro in muratura corrente, pilastro nell'angolo e cordolo di solaio, dei valori di coefficiente di ponte termico molto buoni, vale a dire molto bassi. A titolo di esempio, se ci ricordiamo le tabelle precedenti riferite alla doppia parete, i valori del coefficiente di ponte termico riferito al pilastro erano nell'intorno di 0,37-0,39 watt su metro Kelvin. Ora, in questo caso, con bioclima 018P, grazie alla tecnologia più efficiente di correzione dei ponti termici, il valore del coefficiente dello Psi non è più 0,37 ma è 0,011 watt a metro Kelvin. Quindi il valore che prima era molto elevato e che era dello stesso ordine di grandezza della trasmittanza termica della parete, sfruttando questa tecnologia si riduce fino a essere un valore decisamente infinitesimale, decisamente contenuto. Tant'è vero che, riferendoci all'esempio visto poco prima e applicando questi coefficienti di ponte termico riportati in tabella, per questa parete utilizzata a tamponare, a realizzare l'involucro verticale esterno dell'edificio di esempio che abbiamo visto poco fa, ora la trasmittanza termica della parete realizzata in questo caso con bioclima 0,18P è pari, partendo da un valore di muratura corrente alla terza cifra decimale di 0,177 watt a metro quadro Kelvin, comprendendo l'effetto dei ponti termici, questo valore di trasmittanza termica aumenta di un valore inferiore all'1%. Ecco, io intanto vi ringrazio per l'attenzione e richiamo brevissimamente i concetti principali di cui abbiamo parlato durante il mio intervento, in cui ci ricordiamo che partendo dai decreti del 2015 e in particolar modo dal decreto requisiti minimi abbiamo cercato di evidenziare quelle che sono le prestazioni dell'involucro verticale opaco legate all'efficienza energetica, in particolar modo per il tema del raffrescamento estivo, quindi i concetti di inerzia termica e trasmittanza termica periodica, e infine i concetti legati al riscaldamento energetico invernale degli edifici, in particolar modo evidenziando le problematiche connesse ai ponti termici e ai rischi legati al loro non corretto analisi e non corretta soluzione. Grazie. Allora, grazie Graziano. Vedo già collegata Sabrina Capra, però prima magari di introdurre la seconda parte, diciamo, del webinar di oggi, che si concentrerà un po' sui blocchi, sulle murature, solo una questione. Giustamente ti sei molto concentrato, visto il taglio che abbiamo dato oggi al webinar, sugli aspetti energetici, in particolare anche quelli di correzione dei ponti termici. Hai mostrato quale sia la perdita, diciamo, di energia, appunto, conseguente alla mancata correzione di un ponte termico. Però magari per completare l'informazione, potresti accennare almeno brevemente anche a quali sono le altre problematiche con ponte termico in genere, nel senso di una costruzione, perché magari qualcuno potrebbe erroneamente essere indotto a calcolare un costo-beneficio dell'intervento di correzione del ponte termico, magari solo sul diciamo mancato costo di gasolio, metano o altre fonti energetiche e alto. Però forse è il caso di inglobare in questo anche un ragionamento più complessivo su quello che è poi la conseguenza di tutto ciò. Certo, è una considerazione molto corretta. Adesso oggi parliamo di ponti termici e ci siamo concentrati appunto sull'aspetto energetico. In realtà il ponte termico è
il primo responsabile di una cosa che magari tutti noi in passato, magari qualcuno anche oggi, ha vissuto nelle proprie abitazioni, che sono le famose muffe o condense, nel senso che l'effetto del ponte termico è appunto quello di creare, quando non sia corretto, ok, un disperdimento energetico. Questo disperdimento energetico porta a un raffreddamento, per esempio, dello spigolo tra due pareti, ok? Tipicamente nelle case magari realizzate un po' di anni fa, le muffe si formavano negli angoli di parete, tra il soffitto e la parete, lato esterno, magari anche lato nord e quant'altro. Quindi in quel raffreddamento porta a un abbassamento della temperatura superficiale della parete in corrispondenza del ponte termico, del nodo, e questo abbassamento può portare appunto a temperature basse che favoriscono la formazione di muffe condense. La cosa buona è che realizzando un edificio oggi o ristrutturandolo, okay, in maniera efficiente, risolvendo i problemi dei ponti termici ai fini energetici, di fatto si risolvono parimenti anche ai fini dell'eliminazione di muffe condense. Va fatta l'analisi, giustamente come prevista dalla normativa, ma di fatto un ponte termico corretto in maniera adeguata ai fini energetici lo è anche ai fini dell'assenza di muffe condense. Quindi diciamo abbiamo dei vantaggi di salubrità, qualità dell'ambiente interno, che ovviamente sono indici di un benessere abitativo che tutti ci portiamo dietro nel tempo, ovviamente vivendo all'interno di ambienti confinati parecchie ore al giorno, insomma, confidando di non dover ritornare in lockdown anche. Allora, incrociando le dita su questo, lascio la parola a Sabrina Capra che invece ci illustra un po' come sono composti i blocchi termici bioclima zero e come si realizzano anche le soluzioni di muratura con appunto questi blocchi. Prego Sabrina. Bene, grazie, buonasera anche da parte mia. Nella seconda parte tratteremo in particolare le soluzioni per murature altamente efficienti, ovvero mentre nella prima parte ci siamo concentrati con l'ingegner Guerrato dei riferimenti normativi, l'importanza dell'isolamento termico invernale, ma anche e soprattutto dell'inerzia termica estiva, e dulcis in fundo dell'importanza della correzione dei punti termici, vediamo come risolvere tutte queste problematiche con una tipologia di parete che è in specifico il lecablocco bioclima zero. Innanzitutto, cosa sono i lecablocco? I lecablocco sono dei blocchi in calcestruzzo di argilla espansa leca, sono blocchi dibrocompressi in cui appunto l'argilla espansa è l'inerte principale. Succede che la produzione di questi blocchi avviene all'interno di speciali blocchiere in cui un impasto di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa viene posizionato all'interno di stampi che ne conferiscono quindi la geometria, la forma. Di conseguenza, variando densità di impasto e geometrie, si riescono a realizzare le varie tipologie, le varie gamme dei lecablocco, ognuna tipica e rispondente a varie caratteristiche per rispondere alle varie richieste progettuali. Oggi vedremo una tipologia per l'isolamento termico, quindi per l'involucro esterno. In realtà la tipologia dei lecablocco è molto varia, dall'isolamento acustico per pareti divisorie, pareti resistenti al fuoco, appunto per tamponamenti REI o EI e così via, tramezzature leggere, eccetera. In particolare, la caratteristica dell'argilla espansa viene poi conferita al lecablocco stesso. In particolare, la prima caratteristica che si pensa quando si pensa all'argilla espansa è proprio la leggerezza. La leggerezza tipica di questa inerte, che si bilancia con la sua resistenza, dà al lecablocco sicuramente caratteristiche di leggerezza rispetto ad analoghi tipologie di calcestruzzo tradizionale e soprattutto gli dà anche quelle elevate prestazioni di isolamento e inerzia termica tanto importanti per l'involucro energeticamente efficiente. Inoltre l'argilla espansa è certificata ANABCA, di conseguenza parliamo delle ottime prestazioni di bioclimaticità che questo materiale conferisce ai materiali che la ospitano.
Non solo termica, abbiamo parlato anche delle ottime caratteristiche acustiche che contraddistinguono non solo l'inerte LECA ma anche i LECA blocco. Infatti uno dei prossimi seminari, dei prossimi webinar, in particolare l'8 ottobre, parleremo di pareti divisorie tra unità abitative, quindi delle caratteristiche di isolamento acustico necessarie e richieste da normativa proprio per queste tipologie di pareti. Inoltre è un materiale resistente e conferisce ovviamente il LECA blocco la resistenza propria anche per pareti portanti anche in zona sismica. Da non dimenticare anche il fatto che l'argilla espansa è un materiale incombustibile in classe A1, di conseguenza anche i LECA blocco hanno un ottimo comportamento al fuoco e infatti vi sono anche tipologie resistenti al fuoco come il LECA blocco tagliafuoco. Ci concentriamo invece oggi sulla tipologia specifica per edifici energia quasi zero, quindi la tipologia, la famiglia LECA blocco bioclima zero, che è una famiglia di blocchi multistrato costituita da 3 parti, in 2 parti in argilla espansa, quindi quella interna e quella esterna, e una parte in polistirene espanso con grafite interno protetto dalla tabella esterna. Quali sono le caratteristiche principali di questa tipologia? Quindi abbiamo parlato dell'isolamento termico invernale, quindi il collega anticipava l'importanza della trasmittanza termica U. Abbiamo parlato anche e soprattutto dell'inerzia termica estiva e quindi quel famoso valore YIE della trasmittanza termica periodica che vediamo nelle prossime slide, e quindi le caratteristiche di questa famiglia è in particolare anche di sottolineare l'importanza e i valori raggiunti in particolare per l'inerzia termica estiva. Inoltre è un materiale che riesce a esaudire queste richieste con un blocco unico, quindi un blocco a posa unica che semplifica le fasi di cantiere. Inoltre protegge l'isolamento termico interno, per cui, come giustamente anticipava il collega, questa tipologia ci permette di isolare il nostro involucro in modo continuativo come se fosse un cappotto, con in più una protezione di questo pannello isolante, per cui ci dà un sistema affidabile e sicuro con un sistema costruttivo completo di vari pezzi speciali. In particolare per quanto riguarda la trasmittanza termica invernale U, quindi l'efficienza termica, parliamo del LECA blocco bioclima zero che arriva a trasmittanze fino a 0,18 watt a metro quadrato Kelvin. In particolare questo è il valore raggiunto dal più performante della gamma, che è quello che vedete nella slide, di 44 cm di spessore, che è composto dalla parte interna portante da 24 cm e mezzo, un pannello isolante da 13,5 in polistirene espanso con grafite e la sua tabella isolata esterna, sempre in materiale LECA, in calcestruzzo LECA. E vedete come sì, raggiungiamo una trasmittanza ottimale dal punto di vista invernale, ma anche vi risottolineo un valore che avete già visto, quella famosa trasmittanza termica periodica, quindi rappresentativa dell'inerzia termica, molto al di sotto del valore richiesto da normativa, che è quello 0,10 watt a metro quadrato Kelvin. In questo caso raggiungiamo lo 0,01, già precisamente 0,009. Di conseguenza un valore molto molto performante. Inoltre, vi dicevo, è un materiale che semplifica con una sola posa le fasi di cantiere. Perché? Perché le 3 fasi, le 3 parti sono incollate tra loro, ci permettono quindi una posa facile e veloce, anche la gestione del cantiere sarà più semplice perché avrò un solo materiale e una sola fase di cantiere, in cui riesco a posizionare sia il blocco che il materiale isolante che il pannello a protezione del pannello isolante. In particolare il materiale isolante sarà protetto dalle intemperie, dagli agenti atmosferici, da addirittura appunto colpi meccanici e così via, escursioni termiche, eccetera. Inoltre la gamma LECA blocco bioclima zero è idonea sia per murature portanti armate
che murature di tamponamento. In particolare vi ho inserito in questa slide la foto di un edificio. Questo edificio è situato a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, che è stato purtroppo l'epicentro di uno degli eventi sismici del 2012, con magnitudo anche 5. E questa foto è stata scattata dopo l'evento, a dimostrazione del fatto che la progettazione in questo caso era in muratura portante armata, anche in zona sismica, come in questo caso, non ha esordito effetti dal punto di vista appunto dell'edificio stesso. Di conseguenza le elevate prestazioni di resistenza sismica sono sicuramente ottimali. Non solo murature portanti, ma anche murature di tamponamento per edifici con struttura a telaio sia in calcestruzzo che acciaio. Questo ci dà la possibilità di sbizzarrirci anche dal punto di vista architettonico, per cui vedremo qualche esempio anche nelle slide successive. Ci dà quindi la possibilità di andarci a isolare, in particolare per pilastri da 25 o da 30, anche sulla parte esterna, e dare la continuità del pannello isolante. Gli elementi della famiglia. La famiglia è composta da 3 elementi principalmente, che sono il bioclima 018P, che è quello che avete visto per le performance migliori, quindi trasmittanza 0,18 watt a metro quadrato Kelvin, di 44 cm, ma gli elementi sono altri anche, di spessore 40 e spessore 38, in cui varia lo spessore del materiale isolante. E tutti questi 3 elementi sono sia per murature portanti armate, sia per murature di tamponamento. Come si posano? Si posano in un modo abbastanza tradizionale, per cui si utilizza una malta ogni corso e una volta posizionata il primo corso di blocchi, si posiziona questa striscia isolante ogni corso di blocchi che si va a incollare in corrispondenza del pannello, e questa striscia ci dà la continuità del pannello isolante sull'intero involucro per migliorare ovviamente le performance termiche. Successivamente alla posa della striscia si posa la malta e si posa il blocco successivo. Un corso sì, un corso no. Si posiziona questo traliccio metallico tipo Murfor proprio per andare a garantire le due parti nel tempo, l'unione delle due parti nel tempo. La famiglia Bioclima Zero è costituita da un sistema costruttivo completo, quindi vi dicevo non c'è solo l'elemento corrente che abbiamo visto nelle slide precedenti, ma vi sono i vari elementi per l'angolo esterno, per l'architrave. Tutti questi elementi fanno sì di avere un involucro completamente isolato e ci danno anche la possibilità di realizzare gli irrigidimenti per la muratura portante armata, ad esempio. In questa slide vedete i pezzi speciali del Bioclima 018P, quello da 44 cm, tuttavia gli stessi elementi sono poi presenti anche negli altri spessori. In particolare vedete un blocco ad angolo che ci serve per andare appunto a dare la continuità dell'isolante anche in corrispondenza degli angoli, il blocco jolly che ci servirà per murature portanti armate ad esempio, o anche il blocco architrave che sarà già con col suo isolamento integrato, la striscia isolante da posizionare ogni corso e delle tabelle che serviranno a permetterci di ridurre, appunto di isolare perfettamente il nostro involucro esterno anche in corrispondenza degli elementi in calcestruzzo, ad esempio, come possono essere il cordolo di solaio o pilastri in elementi in strutture di tamponamento. Il traliccio metallico tipo Murfor da inserire ogni 2 corsi e le malte, la malta Leca M5 e la malta Leca M10, malte termiche, a base sempre argilla espansa. Vediamo ad esempio uno spaccato assonometrico che ci dà l'idea di come si può realizzare una muratura portante armata. In questo caso
per essere ovviamente una muratura portante armato deve avere degli irrigidimenti sia verticali che armatura orizzontale, distribuita appunto all'interno della parete, per cui avremo questi elementi, i pezzi speciali che ci serviranno anche per fare gli irrigidimenti, quindi questi pilastrini che andranno armati e gettati. Li vedete ad esempio in questo caso in corrispondenza dell'angolo, in corrispondenza dell'apertura. Abbiamo usato in questo caso lo stesso elemento d'angolo per dare la continuità del pannello isolante, o il blocco jolly per spezzare una parete che altrimenti sarebbe più lunga, ad esempio dei 4 metri, come indicano le norme tecniche delle costruzioni. Anche l'elemento architrave è già isolato e la tavella andrà posizionata in questo caso in corrispondenza del cordolo di solaio, sempre in corrispondenza della parte esterna per dare quindi continuità del pannello isolante. Vedete anche in questo caso, vi dicevo, armatura orizzontale distribuita all'interno della parete, per cui il traliccio servirà da armatura orizzontale. L'importanza di avere un sistema costruttivo completo ci permette di minimizzare i ponti termici e abbiamo visto prima col collega i valori degli PSI, quindi di trasmutanza termica lineica minimali per alcune, appunto per la tipologia del cablocco bioclima 018P. In questa slide vi ho inserito i valori per quanto riguarda la muratura portante armata, dove i principali nodi che andremo a studiare sono il nodo d'angolo, il nodo del pilastrino all'interno della muratura e il cordolo di solaio con i relativi valori di trasmutanza termica lineica, dove abbiamo dei valori, vi dicevo appunto, minimali che ci permettono quindi di ottimizzare le prestazioni termiche della nostra parete e di consentire il raggiungimento dei requisiti di normativa con valori molto prestazionali. Ad esempio in questa immagine a sinistra vedete il posizionamento della tavella isolata in corrispondenza del cordolo di solaio, quindi posizionata prima del getto, in questo modo si ha proprio la continuità del pannello esterno. Cosa succede invece quando usato da tamponamento? In questo caso il pezzo speciale che utilizzeremo oltre alla muratura ordinaria sarà la tavella isolata che ci permetterà di dare continuità di tutto il nostro pannello. In questo caso è utilizzato con setti o pilastri da 25 cm di spessore, per cui la tavella va proprio a coprire completamente il nostro elemento in calcestruzzo e minimizza quindi il ponte termico, proteggendo tuttavia l'isolante all'esterno grazie alla tavella isolata. In corrispondenza dell'angolo si utilizza anche la tavella d'angolo che ci dà la possibilità quindi di posizionare facilmente anche questa parte dell'edificio evitando il taglio dei blocchi. Per spessori di 30 cm di telaio utilizziamo invece una tavella di minor spessore e ad esempio in questo caso è col bioclima 018P che è quello da 44 cm e quindi si può andare a isolare con una tavella da 14 proprio per dare comunque continuità anche se localmente di spessore inferiore, però vedrete nella nostra documentazione anche in questo caso gli PSI calcolati per cui sono anche in questo caso comunque minimali. Per tutte queste tipologie troverete nella nostra documentazione tecnica appunto i valori di PSI direttamente calcolati oppure chiamateci e ci aggiorniamo per le varie situazioni. In particolare in questa seconda parte del mio intervento vedremo alcune indicazioni per la progettazione, ovvero abbiamo parlato di un sistema costruttivo completo e quali strumenti vi possiamo dare per aiutarvi nella vostra progettazione. Oltre al Deplian abbiamo sul sito lecablocco.it varie monografie, ma anche particolari costruttivi in DVG direttamente scaricabili, oggetti BIM, oppure ci potete tranquillamente contattare per maggiori informazioni e assistenza tecnica. Vedendo, vi ho inserito un particolare DVG
tipico, che è quello dell'angolo, per farvi vedere appunto di cosa parliamo quando parliamo di l'ecablocco bioclima zero e anche dei DVG presenti all'interno del sito. In questo caso abbiamo l'angolo con il pezzo angolo esterno, in questo caso è sempre 44 cm, dove vedete, per minimizzare il taglio dei blocchi e consentire la posa a giunti sfalsati, un corso, il blocco d'angolo è posizionato da un lato, il corso successivo basta posizionarlo dall'altro lato e il foro da 16x16 è ovviamente coincidente, per cui si riesce a fare tranquillamente il nostro getto per creare l'irrigidimento verticale armato e gettato. Altre tipologie costruttive possono essere la finestra o cordolo di solaio e così via, e quindi troverete all'interno del sito vari particolari già a vostra disposizione. In questo caso era il particolare in corrispondenza appunto di una finestra dove si è utilizzato il blocco jolly per andare ad ancorare il serramento, che poi è stato isolato dal punto di vista dell'imbotte interno per garantire in questo caso la continuità, e il serramento era posizionato verso l'interno. E vedete quindi dove vanno posizionate anche le varie tipologie di blocco, per cui ad esempio in questa posizione, in questa sonometria è stata considerata la sezione nella posizione proprio della finestra, per cui vedete come in questo caso si utilizza il blocco jolly. La tipologia, la famiglia bioclima zero in realtà non è completa con solo quei 3 elementi che vi dicevo prima, in realtà si completa con altri 4 elementi di tamponamento. Questi 4 elementi variano da uno spessore di 30 cm a 38 cm, il più performante è il bioclima zero 19T, quindi raggiunge una trasmittanza di 0,19 watt a metro quadrato Kelvin, e in questo caso non abbiamo tutti i pezzi speciali del sistema costruttivo l'ecablocco bioclima zero visto precedentemente, ma si comportano come blocchi di tamponamento tradizionali per quanto riguarda la correzione dei ponti termici. Anche in questo caso comunque troverete appunto i vari valori e tutto il materiale di supporto nel sito. Come si posano anche questi elementi della famiglia? Si posano analogamente a quelli precedenti, ovvero sono sempre blocchi a posa unica in cui l'elemento isolante è protetto internamente, si posa la striscia isolante in corrispondenza del pannello per garantire la continuità e successivamente si posa la malta e il traliccio ogni 2 corsi. Dulcis in fundo vi vorrei fare vedere delle referenze dove è stato utilizzato per farvi capire in cantiere come si realizzano questo sistema costruttivo, che è molto facile perché si comporta appunto e si combina elegantemente con tutti i pezzi speciali, e vedete all'esterno, questa è in realtà nasce come una struttura di tamponamento, all'esterno non si vede perché tutti gli elementi sono stati isolati e protetti con ad esempio le tavelle isolate, per cui ho un materiale di muratura continuo all'esterno proprio per dare maggiore resistenza al pannello isolante. Vediamo alcuni dettagli di posa del blocco, quindi il blocco si posa facilmente in modo tradizionale, quindi con malta, e vedete la posa della striscia. E in corrispondenza del pilastro, ad esempio, questi erano setti da 25, in questo caso sono arrivati con il blocco in cui hanno tagliato una parte e poi proseguiranno nella parte mancante antistante con la tavella isolata. Saliamo, siamo a livello dell'architrave e quindi già vedete l'elemento isolato e tutti gli elementi sono battentati anche proprio per darci aiuto nella posa. Qui appunto l'architrave che poi andrà armato e gettato. Qui sempre a destra invece vi ho inserito l'immagine del cordolo di solaio, dove vediamo l'isolamento anche in corrispondenza di questo elemento in calcestruzzo, quindi posato l'elemento tavella isolata, controbilanciata, e poi andrà fatto il getto, in modo che così l'isolante sarà continuo da terra a cielo.
concentriamoci ancora di più su alcuni dettagli. Vi ho voluto inserire il pezzo d'angolo proprio perché sono in corrispondenza di un elemento di tamponamento in cui già con l'elemento angolo tabella isolata riusciamo a fare questo pezzo minimizzando quindi i tagli, e anche questi elementi sono battentati proprio per permetterci una facile posa. Concludo il mio intervento con due referenze, una per un blocco da tamponamento, quindi una tipologia di tamponamento, e un'altra per muratura portante, anche per farvi capire che comunque con questo sistema costruttivo ci si può sbizzarrire architettonicamente nelle varie appunto tipologie. In questo caso, in questa slide, vedete una ricostruzione all'Aquila dove hanno demolito un intero comparto edilizio a seguito dell'evento sismico e hanno ricostruito il comparto edilizio rispettando esattamente le geometrie di com'era prima dell'evento. Di conseguenza è un intervento abbastanza complesso. La struttura è in telaio in calcestruzzo, dove l'elemento bioclima zero è stato utilizzato come parete da tamponamento, successivamente intonacata a ambo i lati. Oppure, nell'ultima slide, vi ho inserito una guest house in Sicilia, questa volta ci spostiamo in Sicilia, dove è stato utilizzato il lecablocco bioclima zero come parete portante, quindi muratura portante armata, e vedete, questa in fase di costruzione, l'utilizzo dei vari pezzi speciali per la creazione del nostro involucro edilizio. Quindi vedete ad esempio il pezzo d'angolo o il pezzo jolly, a seconda quindi delle varie richieste progettuali. Di conseguenza capiamo come con anche questo sistema si riescono a realizzare le più varie tipologie architettoniche. Ho concluso il mio intervento, vi ricordo che il nostro team di assistenza tecnica e di consulenti è sempre a vostra disposizione per varie esigenze progettuali, appunto ci potete contattare per una Leca Smart Visit con le varie piattaforme web o contattarci ai canali ufficiali, vedete appunto il numero di telefono e email per qualunque esigenza e per un contatto con i nostri tecnici. Vi ringrazio della presenza. Grazie a te Sabrina, e approfittiamo del fatto che siamo tutti online qui per esaurire una serie di richieste già da subito. Allora, partiamo con alcune domande. Innanzitutto, hai fatto vedere la posa dei blocchi e ti chiedo, in cantiere, operativamente, ogni quanti corsi deve essere poi fatto un getto di calcestruzzo, nel caso della muratura armata ovviamente parliamo? Allora, nel caso della muratura armata... Forse si vede nella slide precedente un dettaglio proprio del muro in cui... Se volete vado anche nella slide precedente. Eccoci. Ecco, allora, si vede qui i fori... L'importante è che il calcestruzzo riempia tutto il foro, ovviamente, perché se noi dobbiamo creare un irrigidimento verticale armato, ovviamente il calcestruzzo deve arrivare fino in fondo. A volte consuetudine di cantiere è rompere magari l'ultima cartella dell'ultimo blocco alla base per vedere quando arriva il getto. Di conseguenza questa, diciamo, è la modalità classica per realizzare questi irrigidimenti. Quindi possiamo, diciamo, posare man mano i blocchi arrivati fino in cima alla parte di piano, diciamo, fare il getto? In questo caso, se si arriva fino alla parte appunto di piano, quindi appena prima del cordolo, in questo caso sicuramente bisognerà però verificare che il calcestruzzo arrivi alla base, sì, si può fare. D'accordo. Per la posa abbiamo visto l'utilizzo della striscia isolante, ma questa è obbligatoria in tutti i casi? La striscia isolante migliora appunto il comportamento della parete e i valori indicati sono con l'utilizzo della striscia isolante ogni corso, per cui sì,
La prescriviamo sia per le pareti portanti che per le pareti di tamponamento, proprio per garantire degli ottimi valori di prestazione termica. Il suo scopo è proprio quello di garantire la continuità, quindi ho il pannello isolante continuo anche in corrispondenza dei giunti di malta. Ma è necessario utilizzare una malta termica anche? Per quanto riguarda la malta, i valori indicati nelle schede tecniche, ad esempio lo 0,18P di portante da 44 cm, è stato calcolato cautelativamente con una malta tradizionale, con l'utilizzo della sua striscia e intonaci tradizionali amboilati. In questo caso noi consigliamo sempre meglio la malta termica perché migliora le prestazioni termiche della parete, anche se cautelativamente il valore è stato indicato con malta tradizionale. E in che materiale è realizzata la striscia isolante? È una schiuma poliuretanica a base di poliestere a cellule aperte, di conseguenza è proprio una striscia comprimibile e ha la caratteristica che una volta incollata in corrispondenza dell'elemento isolante è anche comprimibile, quindi si adatta alla mano del posatore, per cui si adatta anche appunto al giunto di malta e alla posa stessa del posatore. Quindi è indicativamente alta 1 centimetro proprio per dare la possibilità di fare il giusto giunto di malta e di riempire lo spazio tra un blocco e l'altro. I partecipanti ci chiedono anche se potete dare un'indicazione sul peso dei vari tipi di blocco. Allora, lì dipende anche dalla tipologia di blocco che andiamo a considerare. Quelli ultimi da tamponamento, che sono ovviamente solo di tamponamento, quelli sono più leggeri, mentre quelli bioclima zero, i 3 elementi da 44 cm, 40 e 38, che si utilizzano anche come muratura portante in zona sismica, sono indicativamente sui 15 kg, questo perché ci dà la possibilità di avere anche una maggiore inerzia termica e poi sono anche utilizzabili per muratura portanti armate in zone sismiche. Ci chiedono conferma anche se con la soluzione Leccablocco sismico si possa realizzare edifici in muratura armata ordinaria e in muratura portante armata. Allora, indicativamente si possono realizzare, tuttavia con i fori, dato che gli elementi speciali hanno già il foro per l'irrigidimento, noi consigliamo sempre ovviamente la muratura portante armata, anche perché altrimenti comunque il foro nel caso andrebbe riempito. Sì. Almeno per l'utilizzo, diciamo, scusami ti ho interrotto un secondo, per completare la risposta, dato che appunto per minimizzare i tagli, per l'utilizzo dei pezzi speciali, sarebbe bene utilizzare quindi una muratura portante armata, anche perché questi pezzi speciali ci danno una mano nella continuità dei materiali isolanti e così via, cioè sono nati appositamente per le varie posizioni, insomma, e quindi facile da armare e gettare. Altra domanda, per la muratura armata ci chiedono se sono confermate le stesse trasmittanze degli altri blocchi e se anche le trasmittanze sono le stesse a parità di spessore in sostanza. Allora, abbiamo visto, ad esempio, quando parlavamo del bioclima 0,18P, il valore 0,18 del blocco corrente. In realtà, col collega abbiamo parlato dei ponti termici e dell'incidenza dei vari elementi. E abbiamo visto come anche in corrispondenza dell'angolo, ad esempio, dove abbiamo il nostro pilastrino e che va quindi armato e gettato, anche in questo caso abbiamo calcolato i nostri psi, quindi il nostro coefficiente di trasmittanza termica lineica, in modo da capire quanto effettivamente incidano questi elementi. E nella documentazione, tra l'altro, trovate l'IPSI per gli angoli, per i pilastrini e in corrispondenza dei cordoli di pilastro, proprio per già avere i valori per la vostra progettazione, e vedete come i valori sono minimi, cioè sono valori che non incidono
anzi incidono poco sul valore dell'involucro totale, di conseguenza sono stati considerati anche questi ponti termici. Benissimo. Una domanda per Graziano Guerrato. Che tipo di intonaco è possibile utilizzare con il cablocco Bioclima Zero? Immagino, cioè la questione è, possiamo utilizzare qualsiasi tipo di intonaco o dobbiamo dare delle specifiche? Ma guarda, in linea di massima è possibile utilizzare un intonaco, qualsiasi tipo di intonaco. La cosa importante è che l'intonaco abbia un modulo elastico, quindi delle caratteristiche di elasticità e rigidezza simili a quelle del blocco, per cui per esempio non so, un intonaco di solo cemento molto grasso, ok, potrebbe essere troppo rigido rispetto a quella che è la rigidezza intrinseca del muro realizzato con questi blocchi, mentre per esempio un intonaco a base di calce e cemento tradizionale può andare benissimo. Poi a livello di finitura, nel caso in cui in particolar modo si utilizzino i blocchi Bioclima Zero della serie tamponamento che ha mostrato Sabrina nelle sue ultime diapositive, ecco, in quella situazione si può verificare qualche giunto tra parete e isolante che va a rivestire cordoli di solaio o pilastri. Quindi in quelle situazioni, nella rasatura finale, è meglio mettere una rete porta intonaco per evitare formazioni di cavillature dovute ai movimenti differenziali tra i vari materiali. Dobbiamo avere delle accortezze particolari nel caso dovessimo adottare anche altro tipo di rivestimenti, pietra o altri rivestimenti anche con massa un po' più elevata, magari di rivestimenti ceramici o di altro tipo. Guarda, in linea di massima dipende dal tipo di rivestimento. In alcune situazioni è stato utilizzato Bioclima Zero come in abbinamento a una seconda pelle, quindi a una struttura metallica a cui era vincolato della ceramica, se non ricordo male. Quindi in quelle situazioni occorre, diciamo, studiare le interferenze tra il sistema di aggancio della struttura metallica e la muratura, per cui è una cosa fattibilissima che va studiata in funzione della tipologia di blocco che si utilizza e ovviamente dei pesi portati, quindi del peso del rivestimento che si va a applicare. In qualche situazione, per esempio in edifici monopiano, in campagne e quant'altro, su Bioclima Zero, in quel caso portante, è stato applicato un rivestimento in sassi, per esempio. Ora, in quella situazione ci sono problematiche diverse di spessori e quant'altro e di vincoli, però si è fatto, e forse una di queste situazioni la mostrava poco fa Sabrina in riferimento a quell'intervento a Zafferana e Etnea, per cui è una cosa che si può fare e chiaramente va studiata perché in Italia giustamente personalizziamo anche i rivestimenti, per cui va ottimizzato questo aspetto. Ecco. Allora, un partecipante ci chiede se è possibile dare qualche spiegazione su quello che è il nodo in corrispondenza del solaio e degli aggetti, come ci chiede un po' come il bilanciamento in corrispondenza proprio del solaio e di eventuali balconi o altre, insomma, sporgenze dell'edificio. Questa è un'ottima domanda, perché in effetti il ponte termico dovuto agli aggetti, in particolar modo i balconi, è il ponte termico più impegnativo, disastroso probabilmente nel caso in cui non venga analizzato in maniera corretta. In ogni caso è il più impegnativo. Ora, di possibili soluzioni ce ne sono diverse. Capottare il getto del balcone, per esempio, piuttosto che inserire quei pannelli di taglio termico in corrispondenza dei solai prodotti da alcune aziende che hanno i sistemi di armatura che permettono di vincolare la soletta del balcone alla trave di bordo interna. Oppure l'ultima soluzione che noi proponiamo anche è quella di realizzare il getto del balcone non con un calcestruzzo tradizionale che ha normalmente un peso intorno ai 2200-2400 kg a metro cubo e una conducibilità termica intorno a 1,7-1,9, ma proponiamo di realizzare quell'aggetto e la trave di bordo limitatamente appunto alla lunghezza dell'aggetto con un calcestruzzo leggero strutturale in leca, il quale ha resistenza a compressione
del tutto paragonabili, se non identici, a calcestruzzi tradizionali, quindi nell'ordine dei 35 megapascal o 35 newton a millimetro quadro, e hanno conducibilità termiche che sono praticamente meno di un terzo rispetto a quelle di un calcestruzzo ordinario, quindi intorno a 0,54 watt a metro quadro Kelvin. Quindi l'utilizzo di questo tipo di calcestruzzo, che è isolante oltre che strutturale, permette di ridurre l'entità del ponte termico dovuto al balcone, e eventualmente questo si può abbinare anche con l'isolamento termico a cappotto dell'aggetto stesso. Ma questa è una cosa molto interessante. Sì. Allora, altre domande. Negli angoli tra il blocco e il pilastro in calcestruzzo armato ci chiedono se bisogna inserire malta o altro o come risolvere questo, diciamo, nodo. Il giunto? Sì. Sì, assolutamente malta, dopodiché pilastro nell'angolo fino a un certo punto, ma se fosse un pilastro in muratura corrente, nel lato interno, come nel caso a cui facevo riferimento poco fa, relativamente al bioclima zero tamponamento, nel lato interno il giunto tra pilastro e muratura va trattato inserendo una rete porta intonaco o nel corpo dell'intonaco o nella rasatura finale. In ogni caso in maniera adeguata, quindi nel caso in cui la rete porta intonaco sia messa all'interno dell'intonaco di fondo, deve avere adeguati sormonti rispetto al giunto stesso, e poi deve essere posizionata il più possibile verso il lato esterno dell'intonaco stesso, quindi non a contatto con la muratura. Altra domanda, la partenza della muratura, quindi il primo corso, diciamo. Il partecipante ci chiede se è necessario prevedere qualche soluzione tipo taglio muro, una guaina, taglio muro, qualcos'altro, o altre soluzioni di questo tipo, o se si parte direttamente col blocco. Normalmente si parte direttamente col blocco, ok? Dopodiché, in caso di situazioni specifiche, esigenze particolari, chiaramente questo si può valutare. Per esempio, nel caso di un bioclima zero portante, ok, normalmente parte dalla platea di fondazione, la quale è isolata sotto con vari sistemi, anche con argilla espansa, per cui a quel punto non ci sono particolari esigenze di ridurre il ponte termico dovuto alla perdita di calore attraverso il muro verso il lato inferiore dell'edificio. In altre situazioni, con problematiche diverse, può essere utilizzato un sistema, diciamo, uno dei diversi sistemi commerciali. Allora, ci sono diverse domande che ci chiedono un confronto con altre soluzioni costruttive. Allora, con i tempi che ci siamo dati non riusciamo a entrare ovviamente nello specifico di tutte, e direi che magari l'assistenza tecnica di cui fanno parte anche Graziano e Sabrina potrà darvi un aiuto, immagino, su questo. Qualcuno ci chiede, ad esempio, se è possibile dare un'indicazione sulla convenienza rispetto ad esempio a un sistema in muratura in laterizio più cappotto rispetto alla soluzione, diciamo, con il bioclima. Non so se vuoi entrare un attimo nel merito dei vantaggi della soluzione, o confrontarlo a volte diventa antipatico anche, lo dico. Il confronto è sempre delicato. Detto ciò, poi i confronti vanno sempre contestualizzati al tipo di intervento, alle esigenze progettuali, alle esigenze anche di chi utilizzerà poi l'edificio, quindi un confronto astratto è sempre abbastanza complicato e aleatorio. Detto ciò, noi con il nostro servizio di assistenza tecnica e i nostri colleghi promotori che operano su tutto il territorio nazionale siamo a vostra disposizione, per cui sarà nostro assoluto compito quello di contattare tutti i partecipanti che avranno inoltrato domande di questo tipo o che le inoltreranno nei prossimi giorni. E anche per quanto riguarda il confronto economico, come dire, io e Sabrina ci occupiamo della parte tecnica, per cui non siamo le persone più adatte a questo tipo di valutazioni, però parimenti come i nostri promotori anche la nostra rete commerciale a disposizione di progettisti, imprese
e magazzini edili per questo tipo di valutazioni anche economiche. Corretto, come risposta mi sembra infatti scorretto chiedere a voi valutazioni, diciamo, appunto economiche. Anche perché potremmo sbagliarle. Esatto, cioè, esatto. Ci sono i vostri colleghi che si occupano di questo, quindi voi vi occupate della parte, diciamo, di assistenza tecnica, mi sembra scorretto, insomma. Lasciamo fare il lavoro ai vostri colleghi che si occupano proprio di questo. Ci chiedono un'altra domanda è come si comporta la muratura rispetto a problemi di umidità di risalita? Ma guardi, in generale i materiali cementizi rispetto ad esempio al laterizio hanno minori problemi di risalita dell'umidità, nel senso che intrinsecamente hanno un livello di igroscopicità molto inferiore, per cui l'altezza di risalita dell'acqua per capillarità su un blocco in argilla espansa è molto inferiore rispetto a un blocco, per esempio, in laterizio. Detto ciò, è molto inferiore, non è assente, per cui se c'è un muro che poggia su una soletta in cui ci può essere una risalita d'acqua per capillarità, è assolutamente fondamentale appoggiare il muro su uno strato, su una guaina a tagliamuro commerciale senza particolari esigenze, però sale di meno, ma comunque sale, per cui è importante l'utilizzo di guaine tagliamuro. Allora, vi rivolgo anche una domanda che ci arriva. Il computo di tutti, diciamo, tutto quello che sono i blocchi necessari, i nastri, i travetti per la realizzazione, scusate, di una muratura di un fabbricato, è compito del progettista o se ne è possibile avere un aiuto, diciamo, dal vostro ufficio tecnico? Se vuoi, Graziano, posso rispondere io. Il ruolo del nostro assistenza tecnica è proprio quella di aiutare la progettazione in questa fase, anche oltre chiarire tutti i vari dubbi e studiare tutti i vari nodi progettuali. Consideriamo appunto che, ad esempio, vi possiamo dare supporto durante tutta la fase di progettazione, poi quando sarà la fase d'ordine ci occupiamo noi del conteggio di quanti effettivamente pezzi speciali andranno in quel cantiere. Da sottolineare però ovviamente se si parla di una muratura portante armata, ad esempio, l'indicazione appunto degli irrigidimenti eccetera di solito è valutata da un tecnico abilitato, per cui dove sono poi posizionati ce lo dirà il tecnico e poi noi possiamo dare appunto un supporto di assistenza tecnica e poi in fase di ordine appunto facciamo noi la divisione e il conteggio dei singoli pezzi. Una richiesta specifica. Scusa Ferdinando, giusto sì. Questa è una piccolissima nota commerciale ma senza prezzi. Allora, normalmente, parlando del sistema Bioclima Zero portante, normalmente in edilizia pezzo speciale vuol dire elemento che costa di più, ok? Ora, nel caso di Bioclima Zero, in realtà tutti i pezzi normali o speciali a metro quadro hanno la solita incidenza di costo come materiale, per cui il fatto di avere un pezzo speciale in un cantiere piuttosto che 100 pezzi speciali sulla preventivazione del progettista, sul computo metrico piuttosto che sulla spesa dell'impresa hanno impatto zero, quindi non ci sono queste problematiche che di solito si verificano. Chiedo scusa. No, prego. Hai fatto bene a precisare. Un'aggiunta che potremmo dire alla domanda di prima, sto cercando di raggrupparle un po' per argomenti. Nel caso della muratura armata, le caratterialite fornisce anche l'armatura necessaria o bisogna rivolgersi a un altro fornitore? No, questa no, perché comunque sono gabbie o ferri di armatura, diciamo, assolutamente generici, per cui non li forniamo perché non li produciamo, quindi non avrebbe senso per noi farlo. Benissimo. Allora, oggi abbiamo parlato moltissimo degli aspetti sia di cantiere costruttivi e molto di quelli energetici, però c'è un aspetto che abbiamo un po' trascurato per il taglio che abbiamo dato oggi a questo webinar, che sono le prestazioni acustiche. Puoi rispondere tu, eventualmente Sabrina, su
quali sono le prestazioni acustiche dell'H-Block Bioclima Zero? Sì, grazie della domanda, anche perché oggi ovviamente ci siamo concentrati su delle caratteristiche termiche, invernali, estive, ponti termici, eccetera, ma non abbiamo parlato ovviamente di isolamento acustico per questione di tempo. In realtà, appunto, considerate che dal punto di vista acustico anche i Bioclima Zero sono molto performanti. Ad esempio il 18P, il 23P e il 27P sono stati appunto testati all'IRIM di Torino, quindi hanno valori certificati, testati con la posa della sua striscia ogni corso, il traliccio zincato un corso sì, un corso no, e intonaci tradizionali ambo i lati, e hanno ottenuto dei valori di RV molto buoni, e siamo arrivati a 53 di RV certificato, 53 decibel, quando il DPCM del 97 indica per le pareti esterne valori di isolamento acustico di 40, per cui siamo ben al di sopra dei numeri, dei valori richiesti dalla normativa acustica. Di conseguenza, anche se abbiamo parlato di una caratteristiche termiche, sono molto validi anche dal punto di vista dell'acustica dell'involucro. Benissimo, direi ancora un'ultima domanda prima di chiudere, di avviarci alla conclusione. Visto il periodo super bonus, ma non solo, perché insomma l'attenzione alla sostenibilità ormai diffusa e anche in varie commesse soprattutto legate alla committenza pubblica, è richiesto il rispetto dei criteri ambientali minimi, i cosiddetti CAM. Rispetto a questi, l'H-Block Bioclima Zero come si pone? Come? Vado io? Prego. Per quanto riguarda i CAM, consideriamo che il Bioclima Zero è composto dai 3 elementi, e in particolare appunto, quindi considerando i materiali costituenti i vari elementi, i H-Block sono appunto rispondenti ai requisiti CAM e quindi hanno una percentuale di riciclato, e forniamo la documentazione richiesta dal 14.021, quindi l'autodichiarazione certificata con il contenuto di riciclato per quanto riguarda la tipologia dell'H-Block, e poi si valuta appunto quello dell'isolante. Per cui sì, possiamo rispondere anche a questi criteri proprio per valutare l'insieme delle caratteristiche necessarie appunto all'involucro. Benissimo, direi che abbiamo esaurito, credo, praticamente tutte le domande, raggruppandole un po' anche per quelli che sono gli argomenti in maniera da inglobare in quest'ora e mezza circa, poco più, per la verità, che abbiamo impiegato oggi per approfondire l'argomento, un po' a tutte le questioni che credo abbiamo risposto, per cui possiamo avviarci alla conclusione. E la conclusione di oggi è anche quella che vi rimanda al prossimo webinar, che sarà il giovedì, il 1° ottobre, sempre alle ore 17. In quel caso, come ho detto all'inizio, parleremo di microcalcestruzzi e vedremo un po' gli aspetti, le soluzioni di intervento, le questioni normative. Torneremo poi anche la settimana successiva a trattare ulteriori argomenti. Ci sarà di nuovo, se non ricordo male, anche Sabrina Capra con noi, e anche Graziano, giusto? Sì. Esatto, mentre la prossima settimana avremo come relatori l'ingegnere Berni Baietti e l'ingegnere Federico Cardoso. Benissimo, direi che a questo punto ringrazio tutti voi per essere rimasti con noi così numerosi fino alla fine, per tutte le domande che ci avete posto, che già mi hanno consentito di approfondire ulteriormente l'argomento dell'H-Block. E ringrazio Sabrina Capra e ringrazio anche Graziano Guerrato, e con voi ci diamo appuntamento tutti quanti alle prossime settimane, sempre il giovedì alla stessa ora. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti e buona serata anche da parte mia.